ha continuato a sorreggere e condurre per mano il suo popolo Sant'Antonio, nonostante l'onda lunga della pandemia che ha percorso tutto il 2021. E se il numero di pellegrinaggi è leggermente calato, sono stati 317, con i polacchi primi stranieri per numero di presenze, la devozione è cresciuta a distanza grazie ai social e al sito sant'antonio.org. Da pochi mesi rettore, padre Antonio Ramina racconta questa grande vitalità. Credo che però non serva molto per renderci conto di come la vitalità, della devozione antoniana sia comunque molto frizzante, vorrei dire, ecco, nel senso che appunto esattamente meno sono stati i pellegrini, le presenze che fisicamente si sono portate in basilica, ma la rete di persone che hanno espresso la loro devozione a Sant'Antonio si è mantenuta viva anche attraverso i canali social, attraverso i quali arrivano anche tante intenzioni di preghiere. Nella giornata del 13 giugno, raccontata passo passo in diretta da Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, la pagina Facebook ha raggiunto 1.450.000 persone in tutto il mondo, 70.000 i visitatori solo sul sito 13giugno.santantonio.org. Un santo con cui il contatto è anche fisico, attraverso quel gesto così ricco nella sua straordinaria semplicità della mano posta sulla tomba di Antonio. Alla vigilia di un'importante festa antoniana, il ricordo del ritrovamento della lingua incorrotta del santo 759 anni fa. Il desiderio è quello di vivere un 13 giugno con il sapore della normalità. Speriamo che per il prossimo 13 di giugno si possa rivivere con la processione, così come si possano rivivere in presenza tutti gli incontri, gli eventi legati alla preparazione della festa di Sant'Antonio.